Buonasera, mi chiamo Massimo Ballale e vengo da Conegliano. Quello che piacerebbe a me è una città in cui sia più facile camminare che andare in auto, diversamente da quello che succede adesso, e Conegliano in questi ultimi 30 anni la vedo progressivamente impoverirsi da questo punto di vista. Ma al di là del fatto che a voi piaccia o meno andare a piedi o piuttosto preferiate arrivare con il SUV fino dentro ai bancari del supermercato, c'è un dettaglio da considerare, che quando si cambia il volto della nostra città nessuno ci chiede mai prima cosa ne pensiamo. Io quello che vorrei e quello che cercherò di fare è che i progetti di riqualificazione urbana, soprattutto qualsiasi progetto che riguardi un cambiamento della nostra città, della mia in particolare, in generale, venga discusso prima in rete, messo in rete in modo tale da essere valutato ed eventualmente modificato da tutti i cittadini prima che i progetti vengano approvati nei comuni e nelle province come succede di solito. Grazie. Devo dire due cose per il SUV e per le macchine. Nessuno vuole proibire per legge la circolazione dei SUV, ma togliere il privilegio alle automobili di girare in centro. Quindi, come ha fatto Ken Livingstone a Londra, che non ha proibito nulla, ha creato una circolazione delle macchine finta a volte. Cioè la gente seguiva una cartellonistica finta che li imbottigliava in una roba di... ha fatto le piste ciclabili di 4 metri e le piste per le macchine per 2 metri. Dobbiamo il privilegio, non darlo più alle automobili, ma farle circolare, mettere le piste ciclabili di 4 metri, i marciapiedi di 3 metri e le piste dove vanno le automobili di 2 metri. È semplice. Poi ognuno deciderà se fare il gol di coda, se gli conviene, e poi i mezzi pubblici. Voglio dire, ormai non fanno più posteggi da nessuna parte. Detroit, Los Angeles, Londra hanno fatto un grattacielo Renzo Piano senza posteggi, 60 posti auto per handicappati e per le ambulanze, per i soccorsi, senza un posteggio privato. Non si fanno più queste cose qua. Dobbiamo cambiare assolutamente atteggiamento. Poi un'altra cosa, e me ne vado, voglio dire che mi dite dei computer, la rete, perché i vecchi guardano, io sono vecchio, tu mi guardi e dici tanto non serve, io non ho il computer, non abbiamo il computer. Benissimo, il computer è già superato. Poi non dite che gli anziani non vanno sulla rete, perché ci andate sulla rete. Non dormite mai, che cazzo, fate un cazzo tutto il giorno, di notte sono lì che cliccano, sesso, YouTube, cose. Farmaci, sanno tutto sui farmaci. Bene, il computer è già andato. Io voglio parlarvi di futuro domani mattina, in questo momento. Una massaia a Los Angeles va a fare la spesa in un supermercato. E una massaia c'ha questo qua, non c'ha un computer, c'ha un'interfaccia che si chiama iPhone, chiamala come vuoi, è un'interfaccia, la tua realtà si allarga, non devi digitare niente, non devi fare password, non devi fare niente, vai a comprare con questo, domani mattina lo fanno adesso. Allora clicchi sul codice a barre di quello che vuoi comprare e ti viene tutta l'informazione di quello che vuoi comprare, da dove arriva, come è fatto, chi l'ha fatto, il costo medio più basso nell'arco di 1 chilometro, hai tutte le informazioni, ma devi avere la rete. Ecco perché sono contro la rete. Essendo contro la rete sono contro le persone che si informano, perché un cittadino informato fa paura perché non lo prendi più per il culo.